E ora qualche consiglio alle nuove matricole su come affrontare lo studio in università con Fabio Di Tullio. Dottor Fabio Di Tullio, ci può spiegare brevemente in che cosa consiste il suo metodo? Sì, in realtà non è un mio metodo, è condurre gli studenti a diventare consapevoli di come fanno a studiare, capire le modalità, le motivazioni eccetera e modificare da sole, quindi autogestirle, diciamo così. Quindi più che un metodo è una consapevolezza. I metodi poi sono tanti e ogni studente raggiunge il proprio. Noi forniamo una serie di indicazioni di massima, diamo anche alcune indicazioni precise che sono dei consigli che poi ognuno deve adattare a se stesso. E poi diamo le indicazioni su come misurare il risultato da parte dello studente, già mentre sta preparando il corso, sta preparando l'esame, sta seguendo le lezioni, eccetera. Quindi è importante che ogni studente personalizzi comunque i consigli che lei dà a tutti. Sì, e diamo anche le indicazioni di come personalizzarli. Noi diamo un'indicazione molto importante, che è quella di lavorare con gli altri e di aiutarsi a vicenda a personalizzare. Quindi la collaborazione con i compagni di corso, che secondo me sono una delle risorse più importanti che gli studenti hanno, questa collaborazione permette anche di vedere come studia il mio collega, come studia la mia collega, di scambiarci le modalità, di verificare per chi funziona di più, per chi funziona di meno. Anche fare esercitazioni di gruppo, simulare insieme gli esami, fare insieme le esercitazioni, vedere uno cosa ha fatto rispetto all'altro, scambiarsi, tutte queste cose. È un lavorare insieme dove lo studio di gruppo è un pezzetto. Questo lavorare insieme mi dice proprio cos'è l'università, una communitas in cui ci sono gli studenti prima di tutto, poi anche i docenti, se no magari si offendono, in realtà sono importanti anche loro, però gli studenti danno proprio quell'ambiente, diciamo contatto con la trasmissione di come si fa a studiare che aiuta tantissimo, che costruisce lo studio di ognuno. Lo studente a casa propria, nella sua stanzetta, che sta davanti al libro e che vede tutto questo un po' grigio magari, riesce a combinare poco, si intristisce, invece con i colleghi dentro l'università può rendere molto di più. Può dare qualche consiglio alle matricole per preparare un esame comunque in modo efficiente? Sì, intanto prima di tutto il consiglio più banale è quello di seguire le lezioni, partendo però, questa è un'indicazione che diamo al corso fin dall'inizio, da che obiettivo io ho, tenendo conto che l'obiettivo è l'esame. Cioè fin dall'inizio, direi prima della prima ora di corso in aula, sapere che cosa sarà l'esame, come è fatto, in cosa consiste, eccetera, anche andando a guardare degli esami dei corsi precedenti. In questa maniera io so che cosa mi aspetta e mi posso tarare esattamente su quello che mi aspetta. E da questo cominciare la mia preparazione e poi procedere. L'altro consiglio è guardarsi subito intorno alla prima ora di lezione e vedere quali sono le persone con cui posso collaborare, costruendo quello che io chiamo un gruppo informale di lavoro di 3 o 4 studenti, in cui poi ci scambieremo il come si fa, ci aiuteremo a vicenda, faremo molte simulazioni. Direi che il filo rosso è stare in università a seguire le lezioni. Si apprende molto di più parlando anche informalmente col mio collega di cosa abbiamo fatto oggi per mezz'ora che stare a casa propria su un libro, forse a studiare, per 2, 3, 4 ore. Quindi questo stare in università con gli altri colleghi, il capire bene quali sono i miei obiettivi, cosa mi chiede il corso, mi aiuta tantissimo. Nuove matricole, nuovi volti, quindi nuove storie da raccontarvi. Per questo vi invitiamo a seguirci ogni venerdì alle 20:25 su Teletutto e il sabato alle 13 su Brescia Telenord. Grazie per essere stati con noi.